Abbiamo visto questa mattina che due ragazzetti hanno scavalcato qui dove si vede l'entrata di questo cortile che ha delle poste e credo siano stati loro. Così un residente ai nostri microfoni ha visto due ragazzini che si sono allontanati in fretta, subito dopo si sono alzate le fiamme. L'incendio è scoppiato nel portico di questa palazzina in piazza Martiri di Belfiore a Treviso, edificio disabitato, un tempo sede di Poste Italiane. I ragazzini sicuramente minorenni, racconta questo cittadino. Ragazzini piccoli erano, sì erano ragazzini piccoli, si vedeva anche perché uno non riusciva neanche più a scavalcare, ha fatto fatica per scavalcare un muro così. Un adulto ci riesce, un ragazzino fa fatica. Le fiamme alte si sono viste a chilometri di distanza, la zona è stata transennata per permettere le operazioni dei vigili del fuoco che sono giunti sul posto con un'autopompa, un'autobotte, un'autoscala e 9 operatori ed hanno evitato che le fiamme potessero propagarsi all'edificio. Accatastato nel portico c'era di tutto, mobili, rifiuti, sedie, panche ed altro materiale di arredamento d'ufficio. I residenti più volte avevano chiesto l'intervento delle istituzioni. C'è un degrado che, le ripeto, noi qui tutto il quartiere abbiamo fatto, sono 2 anni che facciamo segnalazioni, sono state fatte anche al sindaco, sono state fatte all'assessore Manera, che si sono dati da fare, hanno risposto, le poste hanno detto faremo, tempo fa hanno mandato uno per pulire, che però ha ammucchiato e ha lasciato tutto là. Fra l'altro, sottolinea, in questo portico c'è sempre un via vai di ragazzini. Qui c'è un via vai di gente che scavalca dentro, presumo, non so cosa faranno, non mi interessa, però si sa, è risaputo, la gente che abita qua lo vede. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Le operazioni di completo spegnimento, bonifica e messa in sicurezza sono terminate nel pomeriggio.